prima vi avevo promesso, prima della pausa di pubblicità, l'intervento di un grande personaggio, veramente più che un personaggio, una sorta di sorella maggiore, se così vogliamo definirla. Ha tenuto un concerto, se non ricordo male, lunedì scorso, martedì al Filarmonico, niente un po' di meno, signori, che Ornella Vanoni. Ciao bello, Miloteo al Filarmonico, e il Gino l'ha fatto stanotte il concerto in letto e si sentì quanto l'ha ronfato e sembra pare una tea di minestrone. Ah sì? Sì, tasela, grazie stato per avermi ricordato che sono successo. A proposito, com'è andata? fagli auguri al tuo amico lì, ma guarda, quanto che 42 che ne compie, 42 candele e poi un botteletto al perro. Oh no, quando si fa la barba poi un cul di un bottin non arriva a mettere che la pasta di Fissan. Ho capito. Vai, allora canti bella, dimmi. Glielo dico, riferisco io al Beppe, riferisco io. Ho sentito le note? Sentila. Questo è un altro dei tuoi grandi successi. Lo so. Raccontaci, com'è andato il concerto? Allora? A un certo punto che aveva le scarpe coi tacchi. Però ti sei vestita a festa allora? Insomma, me le ha regalato il Zino, una volta che si andava in giro alle 5 Terre. Ma portava le trofie al pesto. Caro. Sì, ma dopo te che infiacca sa dai, mai che le robe. Comunque, ma porta l'anno. E mi ha regalato lì. Allora le metto sempre per scaramanzia. Solo che arrivo a metà concerto e mi tocca cavarle. Ah sì? Sì, perché gli è stretta in ponte la miolina, la sa cavalla solo che l'altra. Solo il Deo vicino. E in più te sai che con tutti i calcagni ormai con i duroni, no? E allora bisogna che me le cave, ho fatto metà concerto piede scalza. Che l'ostia del chitarrista, non che cascava la pennetta per suonare la chitarra, che lei era un po' se vede, e le sbeccate mi sono ponciato, sono via con la pennetta sotto il petto. Hai visto le stelle? Ah sì, ma ho fatto finta di niente. Ah sì, è la solita professionista. Ho fatto un acuto, no? Perché la solita cosa, che cosa c'è? La pennetta, ho detto, no? E tutti pensavano che fosse parte del spettacolo, invece col cucco, guarda, non mi vea. Ecco. Ho sentito comunque, adesso confermaci o meno, ma non c'era il tutto esaurito al Filarmonico? Adesso non sta a girare il dedo nella crosta della ferita. Del formaio. Ecco. No, te dirò che sì, non era mia proprio esaurito. Non era mia imbalà. Non era mia la gente che sortonava e che si arfiava sul collo. Quella no. Però insomma il Gino si è messi fanca bagarinaggio al pomeriggio fuori lì davanti alla gelateria Savoia, tu capisci? Per se andiamo a se mi freddo Gino che piace il pinguino, alla nuzzola che piace, no, la nuzzola al caffè che piace. Io mi sono tolto una scudeletta de Malaga. De Malaga? Sì, mi piace tanto il Malaga, È buono il Malaga. E tu pensate sempre il Malaga. Scusa, senza il Malaga. O il tiramisù anche. No, la zuppa inglese. Esatto. Ecco. Che gusti moderni. Ma è lì che avevamo 3 biglietti in scarsella, ho detto dai che Gino provi a sbalarli. Io sbalè. Volevo provare a sbalarli anche a metà presso, perché erano le file di trio che era ude. Ma a me hanno detto che c'era pieno solo le prime 3-4 file. E ti ho detto male, che non ti faccio spocchioso era. E ti ho detto male. Perché che ne era del genere? Oddio, vedo sempre il faro puntare in faccia, non vedo mia sotto. Però il Gino, ma l'ho detto una balla, che noi che ne era. Com'era che ne era gente Gino? Ho detto Gino che ne era gente. Perché allora era mio carse, no? Gino! Da scurlone, che ne era sì o no? Sì, che ne era, però Tesda mi fa pensare alla mia forse me l'ha detto per farmi contenta, perché sa che dopo mi infuffo. Comunque, al di là di tutto è stato un grande successo, anche di critica. Sì. Ho letto anche sul quotidiano locale l'Arena, proprio una voce vellutata, elegante. Vellutata, sì, con una voce a coste larghe, di fustagno. Sì. No, quella sì, che era scritto, ho letto un camisetto, che era scritto con nonchalance, quasi film con una parvenza distaccata che le rende ancora più lounge. Che sto attento a me che le robe lì. E sta bravo quel giornalista lì che ha scritto che le robe lì. Ma come mai hai fatto tutto il concerto a buona parte seduta? Perché il giorno prima il Gino le andava a bruscansi.
invece che non so cosa l'erba sena, un po' di menego maestro sotto che mi ha fatto irritazione, capito? Allora se stavo in piedi mi faceva male, devo sentire magari anche la ciambella sotto. Ecco caro mio. La mi fa ridere. No, la ciambella perché lei. Sì, perché ho fatto tutto il giorno. Andavo per fare da maiare. Gino, sono scappato in cabina. Ho fatto così che Gino fa da maiarti. Allora, ho fatto tutto il giorno sentato sul trono. Ti credo, sei stata brava invece a fare il concerto lo stesso? Sì, perché ormai sarà fin disidratata, guarda. Allora, se sto bene acqua e limone. Ormai a fine una sbrancata di segatura. Allora, ma sai che le butta per terra quando piove, no? La segatura per non fare le piste. Questo che è una smanciata. Riso in bianco, tutta roba che suga. Sì, una tazza di brodo prima di andare a letto. Ma che come buttare dentro la roba liquida la faceva. Parete, sai, le canette, come che magari c'è una canetta dentro. Ha detto Gino, bruscansi mi passano, vuoi anche vedere. Ma subito pensavo che ti fosse venuto il mal di schiena a forza di raccoglierne, per quello. No. Sta il Gino andare. Il Gino. Che c'aveva anche un mal di schiena che il Gino. Sì, il Gino, ho detto mettete a manco la pancera del dottor Zibò. No, mi va così alla sera, Dio che mal di schiena, non riesco a dormire, una roba l'altra. Va bene, dai, ti saluto bello. Va bene. L'importante, ecco, grazie. L'importante è finire come dice la mina. Ma dico, ti ringraziamo, anche perché tanti erano preoccupati perché l'Anello ha fatto tutto il concerto seduta. No, per quella. Ascolta bene. Sì. Che mia cena, te due posti, mio zino era. Anzi, 4, che anche al baggio. Perché ti è bella balla. Sì. E sua moglie. E il Berzaccola non sento più da un pezzo, comunque. E il Berzaccola, l'ho visto in pizzeria, che se ne mai metto di salutarti, il Berzaccola. Grazie, contraccambia. Quel del vino, quel che si imbottiglia il vino da solo. Esatto. Metto di salutarti. A lui che ne fa poche di bottiglie, solo per lui. E per Gino. Chiaramente. Ciao bello. Nella sei la migliore. Grazie. Un bacio grande. Ciao bello. Ciao bellissima. Ciao.